Allora, parliamo di questo 5G, di cui poco ci hanno informati per dire il vero. Allora, quando viene proposta una nuova tecnologia, chi la propone pensa che la si debba accettare senza se e senza ma. E quindi quando qualcuno si permette di fare osservazioni critiche, viene considerato come contro il progresso. Eppure tutte le tecnologie recano in sé benefici e rischi, quindi è corretto, è giusto interrogarsi su quali possano essere i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova tecnologia, ed è giusto che i cittadini quindi vengano adeguatamente informati, soprattutto quando ci possono essere possibili effetti nocivi sulla salute. Nel caso della tecnologia 5G sta per partire una sperimentazione per la quale il MISE non ha neanche coinvolto il Ministero della Salute. E quindi senza tenere nella debita considerazione quelle evidenze scientifiche che già ci sono sulla nocività del 5G, di questa nuova tecnologia, con possibili danni anche a carico del patrimonio genetico, come vi parlerà in maniera più estensiva il dottor Scano. Una sperimentazione che parte e che utilizza i cittadini come cavie inconsapevoli, perché i cittadini, nessuno ha detto che faranno parte di questa sperimentazione, nessuno ha chiesto il consenso, nessuno ha dato delle spiegazioni, e quindi di questo vi parlerà la dottoressa Zuncheddu. Ma c'è un altro aspetto, che è quello della tutela dei dati personali e i rischi in termini di lesione della libertà personale, e di questo cercherò di parlarvi io brevemente. Come già stava accennando la collega che mi ha presentata, la tecnologia 5G non è solo un superamento della tecnologia 4G, ma è proprio un salto generazionale, perché non solo garantirà una maggiore velocità di connessione, ma consentirà a più dispositivi, miliardi di dispositivi, di essere connessi contemporaneamente fra loro, avviando quello che è il fenomeno dell'Internet delle cose. Per presentarlo mi avvalgo della cinematografia, e per le persone più adulte voglio ricordare un bellissimo film in cui Alberto Sordi era attore e regista. Il film era Io e Caterina. Alberto Sordi praticamente manda via la moglie, licenzia la sua domestica, lascia la sua amante e sostituisce queste tre figure femminili con un robot con forme femminili. Un robot che alla fine però manifesterà dei sentimenti umani, perché diventerà gelosa del suo padrone, quindi non gli consentirà di frequentare altre donne. Per quanto riguarda invece i più giovani, c'è un film molto bello del 2013 che si chiama Air, in cui il protagonista, Theodore, si innamora di un sistema operativo molto avanzato. Un sistema operativo addirittura che è capace di attribuirsi un nome molto suadente, Samantha, perché alla fine questo sistema operativo si appartiene e non prende più disposizioni da nessuno. Quando parliamo di 5G, quindi, secondo me ci dobbiamo porre delle domande, e cioè: questa tecnologia è al servizio dell'uomo o è l'uomo al servizio di questa tecnologia? È l'uomo che trionfa imponendo il proprio dominio sulla tecnologia, o è la tecnologia che alla fine avrà il dominio sull'uomo? È una tecnologia che aiuterà l'uomo a migliorare la sua qualità di vita quotidiana o condizionerà il nostro vivere quotidiano e le nostre scelte?
perché voi dovete immaginare quindi un mondo dove abbiamo le cose che interagiscono con noi, quindi avremo la macchina che ci trasporta senza autista, il frigorifero che ci avverte che il latte sta per scadere, il riscaldamento che si accende quando noi entriamo dentro casa, le tapparelle che si abbassano da sole quando cala la sera. Io mi domando, e se un giorno la macchina mi vuole portare dove vuole lei e non dove voglio andare io? Oppure se la lavatrice vuole fare il bucato con dei programmi che piacciono a lei e non sono quelli che vorrei io. Insomma, se un giorno queste cose intelligenti esprimessero la propria volontà opponendola a quella umana, e ancora, e se io voglio mantenere le serrande sollevate anche di notte perché mi piace guardare la luna e le stelle, o se mi piace guidare la macchina e quindi voglio poterla continuare a guidare, non essere trasportata dietro. Insomma, quello che voglio dire è che il discrimine alla fine è la libertà di scegliere. La libertà di scegliere se essere connessi o disconnessi, se utilizzare le cose intelligenti o continuare ad usare le cose tonte. Il discrimine quindi è proprio mantenere la propria libertà e decidere di non voler far sapere a nessuno dove sono, con chi sono, cosa sto facendo, quindi conservare la propria privacy. Il discrimine è comprendere se queste cose sono davvero utili per noi e per il nostro vivere quotidiano oppure non lo sono. Questa tecnologia 5G ha lo scopo quindi di mettere in correlazione, no? Più strumenti insieme, quindi gli oggetti interagiscono con il mondo circostante appunto perché sono intelligenti, con i loro sensori rilevano tutta una serie di dati e poi questi dati vengono messi in rete, processati, analizzati ed archiviati. E anche qui c'è da porsi delle domande, perché chi è che fa tutto questo? Questa operazione di analisi e di archiviazione dei dati, chi la fa? E chi ci garantisce che questa immensa mole poi di dati non venga usata contro ciascuno di noi? Chi ci garantisce che questa mole di dati che viene raccolta e archiviata non venga usata anche in maniera illecita? Chi ci garantisce appunto che non ci sia una vera e propria invasione della nostra privacy e anche un condizionamento subliminale delle nostre vite? E quindi la domanda delle domande è: per un incremento delle comodità, quale prezzo dobbiamo pagare? Quindi quando si parla di tecnologia 5G si parla di una infrastruttura con una bassissima latenza, una elevatissima velocità di download e upload, quindi ci consentirà di metterci in connessione in maniera davvero rapidissima. Sono degli standard che vengono consentiti grazie all'utilizzo di onde radio ad altissima frequenza, mai utilizzate sino ad oggi, che consentono un aumento esponenziale della velocità, però rendono la propagazione più difficile perché sono più sensibili agli ostacoli. Ecco poi perché si abbattono gli alberi. E per questa ragione, proprio perché sono più sensibili agli ostacoli, hanno bisogno di un maggiore numero di celle. Ed ecco quindi la necessità di una rete fittissima di stazioni radiobase distribuite in tutti i centri urbani del mondo. Quindi ci sarà una diffusione capillare di queste stazioni radiobase che consentirà fino ad 1 milione di dispositivi di essere connessi contemporaneamente per chilometro quadrato. Quindi saremo immersi praticamente in una rete di
onde millimetriche. La tecnologia 5G è la chiave strategica per detenere la leadership dell'intelligenza artificiale, e chi controllerà la tecnologia 5G si impossesserà di un mercato che ha ancora poca concorrenza, che vale trilioni di dollari. Dietro il 5G quindi c'è la corsa al potere economico su scala mondiale, non solo economico ma anche politico, e per questo motivo abbiamo assistito in questi ultimi tempi alla guerra fredda fra Stati Uniti e Cina, dove gli Stati Uniti accusano la Cina di spionaggio e quindi di voler utilizzare la multinazionale Huawei, la multinazionale della telefonia, proprio per attraverso i cellulari voler sottrarre dati, quindi praticamente voler sabotare i sistemi informatici degli Stati Uniti. L'11 febbraio di quest'anno il generale James Jones, in un memo all'Atlantic Council, aveva a scrivere: la corsa per le reti 5G ha assunto un livello di importanza simile a progetti come il Manhattan Project per la realizzazione della bomba atomica o agli sforzi per portare l'uomo sulla Luna. Infatti, le nuove sfide in ambito geopolitico e geoeconomico si svolgeranno in futuro nel cyberspazio, che è il quinto dominio. Quindi, dopo il dominio dei territori, dei mari, dell'aria e dello spazio, ci sarà il dominio del cyberspazio, dello cyberspazio. Il rapporto Clusit del 2018, prodotto dall'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, organismo promosso dall'Università degli Studi di Milano, del Dipartimento di Informatica, ci segnala danni per oltre 500 miliardi di dollari conseguenti a crimini informatici che hanno interessato oltre 1 miliardo di persone nel mondo. Rispetto al primo rapporto, che risale al 2011, gli attacchi informatici sono cresciuti del 240% e vanno dai crimini che si realizzano attraverso l'estorsione su dati privati sino a vere e proprie forme di spionaggio governativo ed industriale e alla discesa in campo degli stati con azioni di sabotaggio e diffusioni di fake news. Nel rapporto ultimo del 2019 è di particolare interesse il fatto che il mondo sanitario sia stato bersaglio di numerosi attacchi, con un aumento del 99% rispetto all'anno precedente. Secondo il rapporto Clusit, il problema non è tanto tecnologico, ma culturale ed economico. Dovremmo superare l'idea che il progresso della tecnologia dell'informazione e comunicazione sia un bene a priori, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Dovremmo pretendere che esecutivi, parlamenti, organismi sovranazionali, dopo decenni di latitanza, riprendano in mano le redini della questione e definiscano la strada da percorrere per lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e comunicazione, in base agli interessi dei cittadini, dettando regole, legiferando opportunamente e vigilando sull'applicazione delle norme, così come si fa in qualsiasi altro ambito, senza lasciare le decisioni così delicate in mano ai consigli di amministrazione delle multinazionali high-tech, che mirano ovviamente solo al profitto e non certo a garantire i diritti dei cittadini. Per quanto riguarda l'Italia, dobbiamo dire che anche in questo caso non brilliamo per virtuosismo, essendo mancate sino ad oggi visioni strategiche su questo tema. E infatti, mentre altri stati come la Germania, la Norvegia, la Gran Bretagna e il Belgio ostacolano l'ascesa di Huawei e valutano con molta attenzione il problema della sicurezza della rete 5G, l'Italia invece inaugura la via della seta digitale, mette al bando le frequenze 5G e incassa
6,5 miliardi, quindi non utilizza nessuna cautela ed anzi si vanta di portare avanti questo progetto pilota in 6 città italiane: Milano, Prato, L'Aquila, Bari, Matera ed anche Cagliari. Se dobbiamo sentirci lusingati per essere stati prescelti, lascio a voi la risposta.